Tanto tempo fa, quando ero ancora piccolo, sfogliando un libro sulla natura, sulle foreste e sugli animali, rimasi affascinato da un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa mentre inghiottiva un animale e sotto c'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera e senza masticarla. Poi non riescono più a muoversi e dormono per 6 mesi. In questo lungo periodo avviene la digestione. Pensai molto alle avventure che si potevano fare in una giungla e feci il mio primo disegno e lo mostrai alle persone adulte che conoscevo, domandando loro se il disegno li spaventava. Tutti quanti rispondevano allo stesso modo: no, perché dovrei essere spaventato da un cappello? Ma il mio non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Allora, per spiegare meglio che cos'era, disegnai l'interno del boa. Ma tutti quanti mi risposero di non pensare troppo ai boa, sia di fuori che di dentro, ma di concentrarmi sulla geografia, sulla storia e sull'aritmetica. Rinunciai così alla carriera di pittore ed imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato molto intorno al mondo e fatto tanti incontri, ma l'opinione che avevo sulle persone non è cambiata. Quando incontravo un uomo o una donna che mi sembravano di mente aperta, provavo l'esperimento del mio disegno. Tutti rispondevano allo stesso modo: è un cappello! Allora, senza pensare a boa o a foreste, parlavo di sport, di politica, di automobili, di abiti. Tutti, e sottolineo tutti, erano soddisfatti così di aver incontrato un uomo sensibile e di un certo livello. Così ho trascorso la mia vita impegnato nel lavoro e nei viaggi fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. Si era rotto il motore ed avevo fatto un atterraggio di fortuna in mezzo alle dune. Avevo poco cibo ed acqua soltanto per una settimana. La prima notte dormii sdraiato sulla sabbia.